Distanza di sicurezza, si usano gli attrezzi e poi si disinfetta. La mascherina va tenuta per ogni spostamento e negli spogliatoi, mentre si può abbassare durante l'esercizio fisico. È la nuova vita nelle palestre che riaprono dopo il periodo di lockdown. Qui siamo alla palestra Enjoy di Galleria Scrovegni a Padova. La titolare Patrizia Salviato ha riaperto lunedì. Gel igienizzante distribuito nei vari locali, attrezzi chiusi per garantire le distanze, ma i clienti sono tornati fiduciosi. Devono conservare tutto all'interno dello zaino e all'interno dell'armadietto, devono pulire con il disinfettante la macchina dopo l'uso e chiaramente devono cambiare le scarpe perché non possono entrare con le scarpe usate fuori, ma questa era già una regola che avevo già molto prima. Qui c'è il disinfettante, il gel dappertutto. Per accedere alla palestra serve la prenotazione attraverso un'app. Ci si può prenotare, si possono anche prenotare le varie sale che ci sono, quindi abbiamo limitato in ogni sala un certo numero di persone. Tanti clienti che sono tornati, ma la capienza della palestra per fascia oraria è stata ridotta del 50%. Anche i dipendenti sono presenti all'interno con mascherine e guanti. Patrizia ha sostenuto dei costi per adattare la struttura alle nuove regole di sicurezza, ma spesso, dice, il materiale non si trova. Anche per i collaboratori abbiamo messo delle barriere paraffiato, però il punto è che anche i fornitori sono talmente pieni di ordini che non riescono a consegnare quasi tutto.